Quinta giornata nel campionato Under 17 regionale, amici della Wisport, ben ritrovati al campo Merendino di Capodorlando, teatro della sfida tra New Eagles e Football Club Messina. Da una parte la formazione di Mister Conti, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro la Freedom Club, dall'altra quella di Mister Carmelo Mancuso che dopo l'ottima prova offerta contro il Camaro 0-0 settimana scorsa al comunale di Giammoro cerca adesso continuità di risultati, si affida a Carbonaro tra i pali. Il Football Club Messina spanò Milazzo, Panetta, Cucinotta, Di Stefano, Liotta, Briganti, Maddalena, Lopresti, Auliera, prima chance per la New Eagles con Mangano che sfiora il gol con questo tentativo mancino, poi Lupica qui riesce a scartare il diretto avversario, si appoggia ancora a Mangano, il pallone per Venuto, carica il destro Venuto in due tempi, il portiere Carbonaro, prima chance anche per Auliera, dall'altra parte i giallorossi sfiorano il gol con questo diagonale che finisce di poco al lato, poi un calcio di punizione, c'è una strattonata in area di rigore per il direttore di gara, è sanzionabile con il penalty dagli 11 metri. La New Eagles ha l'occasione con Caraco di portarsi in vantaggio, parte il numero 6, tentativo centrale, Carbonaro si sposta sulla destra e il gol che vale l'1-0 della formazione padrone di casa. Prova a reagire allora il Football Club Messina, c'è un calcio punizione affidato all'ex Messina Sud, Briganti, il pallone sfiora solamente il palo difeso al numero 12 Bettini, attenzione a quello che succede poco dopo perché Carbonaro non si capisce con il diretto compagno e allora ne approfitta Spinella che gonfia le rete a porta ormai sguarnita, il 2-0 della New Eagles che adesso mette una serie ipoteca sul match, ancora un calcio punizione per il Football Club Messina, ancora Briganti al tentativo che finisce alto sopra la traversa ma in area di rigore, il direttore di gara vede qualcosa che non va dagli 11 metri anche il Football Club Messina con questo calcio di rigore che Maddalena però manda alto sopra la traversa in chiusura di frazione, ancora una volta in avanti la formazione di Mister Carmelo Mancuso con questa rimessa laterale, pallone allontanato per due volte alla difesa della New Eagles sul destro di Briganti che però non inquadra completamente la porta, si chiude allora così il primo tempo. Fino a questo momento fa festa la New Eagles di Mister Conti grazie al 2-0 realizzato prima dal calcio di rigore di Caraco e poi dal gol di Spinella. Prova a cambiare qualcosa invece Mister Carmelo Mancuso con l'ingresso in campo di Delisi, ma chi è pericoloso è ancora una volta Pontini che sfiora il gol solo traversa su calcio di punizione, dall'altra parte invece Batti e Ribatti impazzito, si salva il portiere Bettini sulla conclusione ravvicinata a opera di Delisi, continua a spingere il Football Club Messina, vuole tornare in partita ma allontana la difesa della New Eagles, qui gioco di gambe da parte di Spanò che entra in area di rigore, mette all'indietro per Auliera, ribattuto dalla difesa giallorossa. Oggi sicuramente importante la prestazione della retroguardia di Mister Conti, attenzione perché poi Milazzo da centrocampo si inventa questo sinistro, la traiettoria impazzita, il portiere Bettini non riesce a controllarla, rientra in partita a pochi minuti dalla fine il Football Club Messina ma non ci sarà più tempo, triplice fischio infatti al Merendino, si conclude così la quinta giornata per New Eagles e Football Club Messina, fanno feste i padroni di casa che vincono per 2.